La squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Codroipo, con il supporto dei colleghi giunti da San Vito, è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Ponte della Delizia a Codroipo per un incendio di rifiuti depositati in un campo attiguo alla strada. I vigili, giunti sul posto, hanno trovato un cumulo di immondizie che stava bruciando e il fuoco si stava estendendo anche ad alcune baracche e alle sterpaglie adiacenti. L'intervento è valso a spegnere il fuoco limitando la superficie bruciata di circa 1500 metri quadri, evitando la propagazione delle fiamme ai vicini campi di sterpaglie. Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto stanno operando per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area coinvolta.